Cavolo, Italia, oggi dovevo fare 2 o 3 commissioni, no? Siccome ci passavo, volevo andare in cantina, la cantina quella grande, che hanno la pesa, ok? Per i camion, i trattori che gli arrivano là, dove ero andato a pesare Scarosso. Perché ho detto, adesso che Pulmin è finito, lo pesiamo e così so intanto quanto pesa e poi posso andare con dei dati utili da un meccanico che fa sospensioni, no? Però ieri sera ho fatto il strapieno dell'acqua, un solo serbatoio, vabbè, però il strapieno dell'acqua, quindi non so neanch'io se andare o no, perché se io sapessi quanto pesa il mio serbatoio, quello dietro, che non so da quant'è, so che in totale è sui 300, ma in quel caso tra l'altro potrei fare calcoli molto più precisi, perché se strapieno, ipotesi, pesa 150 e io so che per avere il camper senza acqua tolgo 150 kg, ma se adesso non so quant'è, il 20-30%, non lo so, a parte che è un calcolo che si poteva fare comunque anche prima, però se il camper metti era tipo il 20-30% di acqua, comunque era un peso 20 kg 40 kg quel che era, non lo so cosa fare, sai, non lo so. Che poi quanto pesa l'acqua, perdona l'ignoranza, cioè un litro di acqua pesa 1 chilo, boh, ma sì dai, quasi quasi andrei anche così, ormai è il pomeriggio perché adesso è mezzogiorno e qualcosa, andrò il pomeriggio, lo peserò e per il momento farò finta di togliere 150 kg dal peso che verrà fuori, sì? Urco, ho lasciato i cassetti aperti dietro e mosso cazzi adesso, dove mi fermo? Vabbè, farò le curve ancora più dolci del solito, cioè praticamente le prendo dritte e salto alla Boy Duke la rotonda. Questa è la ballata di Cingano Duke, tataratan, turutum, tataratan, tuturutum. Boia, non ha funzionato la ballata di Cingano Duke. Cippi, buongiorno, buongiorno signor Cippi, buongiorno. Anzi dai, facciamo sta roba, andiamo al Lidl che devo prendermi delle cose che mi mancano e soprattutto sono rimasto senza acqua da bere, quindi ci andrà sopra il peso del camper anche una cassa da 12 litri di acqua, ok. Cane, sei spaventato dei cassetti che si aprono? Ma più dolce di così non posso andare, porco cane. No, questa devo dirla, se è una cosa che mi fa incazzare a bestia degli automobilisti, cioè a parte quando ti sorpassano e ti inchiodano nel muso, ma le rotonde. Allora, tu arrivi praticamente col tuo camper, quindi una cosa anche con un determinato peso, no? E delle cose dentro, giustamente, che si smuovono, no? E ti ritrovi ad entrare tipo mezzo metro, 1 metro dentro la rotonda. Nel frattempo che tu, per quanto sia solo 1 metro, mezzo metro dentro la rotonda, quindi dentro alle linee di dare la precedenza, arriva una macchina a bomba da tutt'altra entrata, quella dell'altra parte, e ti taglia la strada e tu devi inchiodare come un deficiente. Cioè, è che non ho voglia di lasciar giù pulmini in carrozzeria, ma veramente sarebbe andargli addosso a certa gente, perché non puoi entrare agli 80-90 all'ora in una rotonda e soprattutto tagliare le strade a chi dentro in rotonda c'era già, cioè capisci? No, ma aspetta un attimo, Italia ragiona, se io devo pesare il camper per sapere quanto caricare, diciamo, sulle sospensioni, sarà meglio farlo ora che ho il pieno dell'acqua e anche il pieno della spesa, voglio dire, ho veramente preso succhi di frutta e l'acqua e tutto quanto, quindi siamo nella condizione del massimo del peso di Pulmin in questo caso, ok? Quindi sì, io direi di farla così. Aspetta, ho la situazione, ah ok, c'era questo aperto che si è portato dietro anche tutti gli altri, perché giustamente sono collegati, quindi vanno chiusi sempre tutti quanti i bottonetti, ok. Italia, è giunto il momento della verità, ossia sapere quanto pesa Pulmin. Ovviamente è una verità che è meglio che non rendo pubblica su YouTube, no? Che poi chissà se è aperto, perché il negozio di vini è aperto, ma la cantina lo scopriremo solo vivendo, dicevano in una canzone, no? Eccoci, no dai, è aperto, bene, speriamo ci siano i simpatici. Oh, boia! Puttana miseria! No, ok, Pulmin dondola, ok. Cazzo culo ragazzi, mamma mia, vabbè dai, mascherina e vado a sentire.
Ok, fatto. Allora, volutamente appunto col pieno d'acqua e di spesa e senza me sopra, che tra parentesi peso 50 kg. Sì, pensavo diciamo fossero 700 kg in più, avevo stimato, però comunque diciamo sarebbe preferibile averlo più leggero. Madonna, porca miseria, che traffico incredibile. Hanno riaperto le gabbie, sì, porco cane. È a mezz'ora che sono qua che provo a attraversare la strada. Dai, dopo il camion, via, dai, occhio che pulmin dondola, occhio, fermi tutti, fermi là, dondoliamo. È un pulmin dance, ragazzi, è per gli amanti del tagada. Vai che arriva la pioggia, vai, bellissimo, questa giornata è tutto un Tao, tipo, no? Prima ho ricevuto una bella sberla sulle sospensioni perché c'è una mega buca, perché qua purtroppo in Italia parliamo tanto dei paesi dell'est, ma ora che siamo presi peggio, no? E poi a consolarmi del danno psicologico subito, no? Questo bellissimo tempo con questa brezza e la pioggia, sì, però oh, Italia, piovi bene, non sta piogetta, dai, sta a far brutte figure al Veneto, cioè piove. Oh Italia, lo vuoi fare un po' di centro di Jesolo City in camper? Oh, che non lo fa mai nessuno, no, non capisco perché tanto il camper è un veicolo, voglio dire, quindi puoi farti la vaschetta anche per il centro col camper, che male c'è? Non c'è nulla di male? Guarda qua, vediamo, guarda dove ti porta Singano. Qua ci entravo col camper, sì, madonna, ma stavo a prendere la un po' larga e che non ci sia nessuno in arrivo. Eccola, permesso. Adesso vado a fare una commissione, un lavoretto e dopo niente, purtroppo devo tornare dall'Alessia perché essendo qua in quarantena ho detto lascio il cibo del CP da Ale, no? C'è uno scatolone di scatolette, cosa me lo tengo in camper? Porco cane, certo che però parcheggiare è un'impresa. Troia, 2 secondi. Però c'hai andiamo via 2 secondi. Fiori rosa, fiori di pesco, è meglio che non esco. Oh, comunque se vuoi fare la vita di quello che vive in camper eccetera, comunque devi lavorare, quindi devi muoverti anche all'interno di queste cose, queste ambientazioni, quindi non sempre fiumi azzurri e colline e praterie per stare in tema, no? Con i fiori rosa, fiori di pesco, ma anche un po' di deturpamento, perché se i customer sono nel deturpamento, non ho mai capito perché godo come un riccio a parcheggiare il camper in centro. Non l'ho mai capita. Non so, non ha senso. Stessa strada, stessa porta. Scusa, credevo non ci fosse nessuno. Credevo che l'azzurro per me fosse sempre cielo, non è? Fammi entrare, per favore. Col caso. E ti te resti anche fuori. Non faccio entrare nessuno perché, scusami tanto se puoi. Signore, chiedo scusa anche a lei, ma sai al mega vietà di stare con te e quindi mi faccio il caffè. Questo fa sempre un po' più fatica degli altri. Singano, vai i piatti per favore, solo. Volevo pinciarmi il caffettino. Un'altra roba si poteva provare, accidenti, perché c'è Battisti, no? Paroane manca lui, e diceva sempre che sapore ha una giornata uggiosa, quindi c'era da andare fuori e ciucciarsi un attimo la pioggia nel tergicristallo e darsi un attimo una risposta. Però no, sai che Singano ha sempre quelle sue giornate che a volte spacca il mondo, a volte non ha voglia di far niente, cioè oggi non ho voglia di andare fuori a ciucciare il tergicristallo. Singano, voglio vivere come te. Non chiedermi perché, ma mi è sempre piaciuto da matti a me sta roba. Aspetta che non vedi il peso di pulmini.
Non lo so perché, cioè, ma pensa anche in macchina, mi ricordo, no? Che una volta, quando c'era la pioggia, più di una volta con le morose ho detto dai che devo farci un giro in montagna, ma proprio per girare con la macchina, con la pioggia e vedere i bei posti, è stato, è bello, cazzo, non so perché. Forse ho capito io il perché. Perché una volta Singano aveva una 500 Abarth del 69 e una Mini Cooper anch'essa d'epoca, no? E in entrambe entrava acqua, quindi la pioggia non era una cosa ben vista. Passando a mezzi infinitamente più moderni, tipo la Smart, no? O la barchetta che avevo della Fiat, il fatto che tu fossi sotto un bel acquazzone e non entrasse acqua, cioè era, non so, ti faceva sentire tipo, no, sicuro, ma era proprio una cosa piacevole, una specie di soddisfazione, no? È la stessa cosa col camper, in più è anche, non so, vedi da casa tua il mondo mentre fuori piove, no, non lo so, cioè sinceramente non lo so, cioè, non è che posso stare a spiegare cose che non so, non lo so, ho i miei limiti. Eccolo! Vai Sigari!